Qui a Santo Stefano c'è un vecchio detto: quando lo padrone dorme, la pecora travaglia, lavora. Loro mangiano, brucano l'erba, poi la sera munciono e fate fuori il formaggio. Faccio l'allevatore della quarta generazione perché l'hanno fatto sempre gli antenati e continuo ancora a fare questo mestiere. Quando ero ragazzo però la testa non c'era. Sono andato via a 18 anni, 18-19 anni, 20 anni dopo, adesso un periodo dopo. Perché come poi mi vado d'accordo, sinceramente io avevo una testa, in senso voleva crescere l'azienda con un mezzo agricolo, migliorare l'azienda e mio padre diceva che fa le mule non sono buone, la follana che fa non è buona più per mettere. Allora ci disse, guarda te le tue vache, che io me ne vado. E scappavo, veniva così. E mi fece trovare un posto, da un capo di guardia carceriere. No, un posto mi piaceva perché mi sentivo prigioniero io, no? Che era io un prigioniero, sinceramente. La città non faceva per me. Mi sentivo soffocato, mi sentivo attaccato, chiuso, non era lo stesso che tu sei libero, aperto. Che è la libertà. Anche se guadagni picca, però sei libero. Non c'è nulla che ti dice che devo fare, che devo non fare, anche se travagli ci sa. Cioè, perché c'è un momento che tu, capace che tocchi l'occhio con il suo pezzo, c'è un momento che non ne vede niente. Se te la cinghia. Un pastore, fare il pastore, la vado a non lo so. La passione, perché facendo il pastore, vacanze non ce ne so, feste non ce ne so, fa caldo a essere qua, fa freddo a essere qua, piove a essere sempre qua. Non è facile fare il pastore. Il pastore è una razza, una brutta bestia. Non che sono le bestie le pecore, le bestie siamo noi che la guardiamo. Perché siamo più bestie, perché se non fossimo bestie non ci fossimo. Con una cosa parola cruda, ma mica la realtà della fatta è chi. Non è facile farlo procurare.
Di prima, te c'è la solitudine, c'era vero. Quando era più giovane, sentivo la mancanza degli amici, che si divertivano e gli stava a capo presso le pecore. Ma poi, quando tu sei solo, magari è meglio che sei tranquillo. Pensa dopo, fa vracche, fa cappella, fa precentina. Ti passa il tempo. Anche travagliando manualmente. La solitudine, no, non credo che mi sento tanto assolazzato. Perché poi, essendo qua, diciamo con l'altro pastore, parte chiacchierie con un pastore, parte con un altro pastore, lo diciamo, perché la zona è piena di pastori. Stecca! Bene! Che cane corrozzuta! Mungitura un'ora e mezza, 2 ore. Perché l'aiuto con le cane, ma ammuzzano le cane a me. Perché ci sono altre persone che se poi le mani funzionano giuste, e va bene, se funzionano le gambe, ci vuole più tempo. Sempre, quando c'è poi giustamente che piove, ci vuole assai, perché anche la pecora quando piove non è che ti viene subito, ti fanno mangiare, ci va l'acqua nella faccia, perché tu mangi con l'angelato, uno che mangi con l'angelato fuori, non è che se mangiamo all'aperto, mangiamo all'aperto. E anche la pecora tende a venire. Non mi che detto, carolino, a tempo che l'armale parlavano, dice che la pecora ci disse lo signore, mi contento di l'arato, ma non faremo toccare niente. Il signoruzzo ci disse arato a nazzare le mura, cosa faremo? Una fama sotto l'elena! Che è che non comprano questa cane, che c'è? Sta facendo un scatto la cosa. La mungitura si fa a mano, si fa manualmente come è sempre stato anticamente, l'arte millenaria sempre diciamo di mungere sempre a mano. C'è chi la usa la mungitura meccanica, anche qui a Santo Stefano. Io siccome travaglio il prodotto, lo latte crudo, la mungitura meccanica non va bene per lavorare il latte crudo. Perché la mungitura a mano manuale, vede della pecora che c'ha il latte tecce con la mastite, la carica battaglia diciamo ci va di una tamina, il latte imprivato, il zangato, e tu lo metti sparti, sto latte. E si fa una mungitura manuale per questo semplice motivo, perché già formulata io, e travaglio il latte crudo.
ho scelto di ritornare perché sempre da per la passione e perché sono attaccato alla mia terra. Più che altro per questo. Primavera, 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 primavera. Quale della sorella dice che Alla quello, alla quello, io non... Questo è un verso quando si chiama anagrama. Mica bello pecoraro. Piccolo, piccolo, pecoraro, meglio porco che non vogliaro.